vi introdurrò in una mostra in corso a Vicenza, che è nella sede vicentina delle Gallerie d'Italia, ed è una mostra coraggiosa, secondo me, per più motivi. Non è acceso? Mi sentite meglio? Sento meglio anch'io me stessa. Una mostra coraggiosa per più motivi. Prima di tutto perché è una delle rare mostre sulla scultura veneta, che è una materia interessantissima, schiacciata dalla scultura contemporanea di Centro Italia. Tutti conosciamo Bernini, tutti conosciamo i suoi seguaci, e invece pochissimi conoscono gli stessi scultori che sono stati nominati prima. Uno di questi scultori, che era consideratissimo al suo tempo e che è stato dimenticato a lungo, è stato riscoperto all'inizio del Novecento, negli anni 20 del Novecento, è appunto Francesco Bertos. La mostra che è stata fatta, che è in corso, qui vedete la sala forse più suggestiva, la galleria che contiene appunto in primo piano le opere di Bertos, vediamo l'allegoria della vendemmia e poi più lontane invece i gruppi in marmo. È stata allestita nel piano nobile. In genere le mostre vengono fatte al terzo piano, viene costruito un allestimento in genere molto bello. Qui si è voluto invece utilizzare le sale del piano nobile, che sono decorate da stucchi e affreschi, proprio per fare in modo che queste opere realizzate da Francesco Bertos, che avevano questa collocazione in origine nei più grandi palazzi veneziani, padovani, ma non solo, trovassero ancora quel colloquio che le legava alle decorazioni presenti in questo ambiente, quindi agli affreschi e agli stucchi. E la cosa naturalmente ha creato problemi per quanto riguarda l'allestimento, perché nel primo piano c'è la collezione permanente e quindi si è dovuto lavorare moltissimo con l'architetto per riuscire a creare questa suggestione senza interrompere quella che era l'esposizione permanente, per l'appunto. Quindi una sfida per quanto riguarda l'argomento, una sfida per quanto riguarda anche l'allestimento. La mostra parte, ecco, da quest'opera. Quest'opera è custodita alle Gallerie d'Italia di Vicenza e vi arriva nel 2013, se non sbaglio. È un'opera però padovana d'origine. Si tratta di una vera e propria piramide di marmo, che è un unico blocco, cioè tutte le figure che voi vedete sono state ricavate, sono circa 60, sono state ricavate in un unico blocco, che è alto 1,68 m, e quest'opera è stata commissionata da un personaggio che poi vedremo, un personaggio misterioso, che questa mostra ha dato un modo insomma di approfondire, un po' di riscoprire con lo studio di Vincenzo Mancini, padovano, che si chiama Marco Antonio Trento, appartenente a una famiglia molto deliziosa di Padova, e che era un cavaliere di Malta. Quest'opera rappresenta la caduta degli angeli ribelli. Circa 10 anni fa mi era stato dato l'incarico di fare una conferenza e da quel tempo abbiamo continuato a studiare. E perché? Perché quest'opera era attribuita ad Agostino Fasolato, questo fin dal Settecento, cioè diciamo che la guida di Rossetti del 1765 parla di questa scultura, la indica come una delle opere da vedere assolutamente quando ci si reca a Padova, e dice ai turisti, ai viaggiatori di Grand Tour e ai cittadini stessi, di quest'opera diventa effettivamente un punto importante. E dice anche che è stata realizzata da Agostino Fasolato. Il primo
primo passo è stato quello di capire perché questo Agostino Fasolato non esiste, cioè esisteva questa attribuzione a questa straordinaria scultura, la vediamo in quello che è l'allestimento che poi è stato fatto come passo precedente alla mostra, e questa straordinaria scultura è qualcosa che Agostino Fasolato, così come l'ho studiato, cioè attraverso i documenti, non può aver fatto. Agostino Fasolato, ce ne sono due in realtà nel Settecento, sono entrambi imparentati, appartengono a una famiglia di lapicidi, scappellini, quindi artigiani di alto livello, ma non scultori di figura, non statuari, e avevano lavorato nel Palazzo dei Trento. Abbiamo trovato appunto dei documenti che dimostrano che i Fasolato erano stati presenti nell'ampliamento che segue la nomina a Cavaliere di Malta di Marcantonio Trento, e però questa scultura a mio avviso non poteva appartenere a una personalità così poco delineata da un punto di vista sia documentario ma soprattutto artistico e anche materiale. Quindi subito l'idea è stata quella di cercare chi poteva essere questo straordinario scultore. Quest'opera appunto era conservata in questo palazzo, e quello che stiamo vedendo è probabilmente il ritratto, sono dei figli dei due fratelli, Marcantonio, cioè il Cavaliere di Malta che poi commissiona l'opera, e Decio Agostino, il fratello che costituirà l'opera fino alla morte, e poi la sua vedova lascerà tutta in eredità i fratelli Papafava. Quindi nell'Ottocento questo palazzo passerà alla proprietà dei Papafava, una famiglia molto importante, saranno anche collezionisti di Canova, e il loro palazzo sarà visitato dall'elite, diciamo, internazionale. Allora, l'opera che raffigura l'evento, la prima guerra, diciamo, la guerra dell'origine tra il bene e il male, si compone, come abbiamo detto, di 60 figure. All'apice noi troviamo San Michele Arcangelo, che è armato di una spada fiammeggiante e che annichilisce questi rivoltosi attraverso l'imposizione dello scudo, che contiene una frase: quis ut Deus, chi come Dio. Questa frase annichilisce i rivoltosi che crollano, e mentre crollano si trasformano in demoni. L'opera è concepita, come ben si accorse fin dall'inizio, diciamo, il Planisci, che è lo scopritore di Francesco Bertos, è concepita come una meraviglia degna delle camere principesche, delle Kunst- und Wunderkammer principesche. E il riferimento più suggestivo è quello con gli lavori che venivano realizzati per l'appunto nel Settecento. Ne troviamo uno, quello che vedete nel particolare in mostra, per l'appunto, che raffigurano lo stesso tema, ma come vedete con un virtuosismo di carattere diverso e anche un tono narrativo diverso. È gustosissimo vedere questo lavoro in avorio, con tutte le scenette che si possono dedurre, con i personaggi diabolici che sono visti in un modo ironico, grottesco, mentre nella nostra opera non troviamo questo tono. Ciò che contraddistingue poi quest'opera di soggetto sacro, realizzata per un cavaliere di Malta, è il fatto che non è un'opera devozionale. Quest'opera è alta 1,60 m, non può essere paragonata alle sculture che venivano realizzate nello stesso tempo e che erano appunto di carattere devozionale, come le figure di San Girolamo Penitente, che ugualmente troviamo in mostra. È un'opera che diventa un monumento, nel senso proprio di monito,
ha un valore che si incarna in quella che è la missione scelta dal Cavaliere di Malta, ovvero la difesa della religione cristiana contro gli eretici, contro il male, per l'appunto, inteso anche come malattia, perché i Cavalieri di Malta erano molto attivi anche nel prestare cura agli ammalati ed è un monito anche perché il Cavaliere di Malta e la famiglia Trento trovava in quest'opera una sorta, diciamo così, di allegoria su il fatto che pur gestendo il potere non bisognava farlo con superbia. Dove era raffigurata la superbia? Nella caduta degli angeli ribelli. In questa caduta degli angeli ribelli noi troviamo un'iconografia davvero originale. Ci sono pochi esempi, 2 sono presenti per l'appunto, uno anzi è presente in mostra, ed è la figura di Lucifero. Vedete che, non riuscite a vedere? Sì. No, cosa ho fatto? Ho combinato. Sì, è quello. Questo? Sì. Lo premo? Sì. Però abbiamo combinato vista. Lo sono spiegato in modo sensibile. In senso generale. Vedete che alla figura che è all'apice di Michele Arcangelo corrisponde sulla base la figura dell'unico diavolo, dell'unico demone, che ha infatti le corna sulla testa, che è saldamente in piedi e che con quel dito si ribella in modo forte, appunto in modo superbo contro quella che era la parola di Dio. E Lucifero, che è il massimo serafino, il portatore di luce, che appunto non accetta il volere di Dio e lo sfida. Questa iconografia, cioè cogliere il Lucifero che si scontra con il campione dell'esercito del bene, è molto rara ed è legata proprio anche alla committenza, un'altra volta, al Cavaliere di Malta, perché tra la seconda metà del Cinquecento e il Seicento, prima comunque dell'opera più nota dove Lucifero è presentato con questo tipo di orgoglio, ovvero il Paradiso perduto di Milton, siamo nella seconda metà del Seicento, c'erano dei poemi epici religiosi che raccontavano, per l'appunto, avevano come centro questa storia, e uno di questi, il primo, parlava proprio della guerra che coinvolgeva anche i Cavalieri di Malta, quindi era un'opera molto, molto nota nell'ambiente. I Trento costruiscono proprio per la loro nuova nobiltà, il riconoscimento della perfezione della loro nobiltà che il Cavalierato di Malta conferiva, una galleria dove lavorano appunto anche questi fazolato e realizzano anche quest'opera che purtroppo è in collezione privata. Dico purtroppo perché la collezione Trento, che è confluita nel Pappafava, è rimasta praticamente fino a tutto il Novecento nel palazzo in cui si trovava fin dall'origine. Poi sono stati venduti da varie parti e sono confluite in collezioni private, non soltanto italiane, per dire la verità. Questo era il basamento di un quadro di Leandro Bassano e raffigura quelle che sono le due virtù cardine e che si collegano al gruppo della caduta degli angeli ribelli, che abbiamo detto è anche un memento a gestire il potere senza essere superbi, due allegorie che raffigurano la fede, che è la guida della famiglia e il cavaliere, e il decoro. Queste
queste due figure sono collegate e probabilmente dialogavano anche con il gruppo che probabilmente si trovava nella stessa galleria. Quest'opera è fatta da Giovanni Bonazza e Giovanni Bonazza è considerato uno dei maestri di Francesco Bertos. Il nome di Francesco Bertos quindi l'ho proposto 10 anni fa. Nel 2021-22 c'è stata la mostra Inferno alle scuderie del Quirinale a cura di Jean Clair. È stata chiesta in prestito l'opera Vicentina, la caduta degli angeli ribelli. È stato concesso e in modo coraggioso e anche avventuroso l'opera ha lasciato Vicenza ed è arrivata a Roma e apriva il percorso della mostra. In quell'occasione è stato scritto, diciamo, nero su bianco che l'opera apparteneva a Bertos. Ma chi è Bertos? Bertos è una figura sfuggente, è una sorta di mistero, diciamo, della storia dell'arte, non soltanto veneta. Bertos, la sua vicenda artistica e anche umana si concentra per ora soltanto in un trentennio. La prima notizia risale al 1709, l'ultima nel 1739. Non sappiamo dove nasce, non sappiamo dove muore, sappiamo però che riceve nel 1739, siamo nel luglio del 1739, a Torino, un ultimo pagamento da Carlo Emanuele III di Savoia. Dopodiché l'uomo sparisce nelle nebbie e non abbiamo più traccia. Tutto quello che sappiamo di Bertos sono le sue opere, cioè abbiamo le sue opere, alcune di queste firmate, sono finite in tutti i più importanti musei. I primi collezionisti sono anglosassoni che lo riscoprono e acquistano le sue opere, e ciò che i documenti dei suoi collezionisti ci raccontano. E uno dei suoi collezionisti più importanti è il maresciallo Johann Matthias von Schulenburg, l'eroe della guerra contro il turco, un uomo connotato da un ego importante, che aveva collezionato più di una decina di gruppi del Bertos e anche altri oggetti di uso comune che Bertos realizzava in bronzo. Bertos lavora in marmo e in bronzo. Nel suo inventario, nell'inventario della sua collezione, questo risale al 1741, troviamo un'indicazione che è molto importante circa la personalità di questo artista e anche l'orgoglio da parte dello Schulenburg, diciamo così, di possedere opere sue. Ed è la seguente: Bertos, 2 gruppi di marmo finissimo, copiosissimi di figure, tutte scalpellate in un pezzo. Uno rappresentante la pittura e musica e l'altro la scultura, aritmetica e architettura, cose mai più viste per il lavoro. L'autore è stato posto nella Inquisizione per quest'opera, parendo impossibile che la mano umana possi arrivare a tanto. Un uomo, un artista che era un virtuoso straordinario, e questo virtuosismo, che veniva appunto esplicato sia in bronzo sia in marmo, gli ha procurato questo problema, cioè l'accusa di aver stretto un patto con il diavolo. Quella che vediamo è un'opera che apparteneva al maresciallo von der Schulenburg, che in una foto d'epoca, perché tutte le sue opere sono disperse e quindi non siamo in grado di riconoscerle. Ma questa personalità, cioè il fatto che fosse stato, diciamo così, inquisito, ha portato naturalmente a fare delle ricerche, non le ho fatte in occasione di questa mostra, e purtroppo devo dire il fondo romano dell'Inquisizione è stato molto depauperato dopo il trasporto che c'è stato a Parigi con Napoleone e poi, diciamo, il trasloco di nuovo a Roma, e molte carte sono andate perdute. Comunque, che l'artista abbia effettivamente sopportato una sorta, diciamo così, di prova, di esame, ce lo dicono le opere che ha realizzato in seguito, probabilmente, con questo bellissimo
gruppo in bronzo che rappresenta probabilmente un'allegoria dell'autunno, che si trova a Los Angeles, dove compare una iscrizione strana. Non è solo una firma, recita così, è in latino: solo Bertos, inventore e scultore, per grazia di Dio, lo fece, lo fuse e lo perfezionò. È un po' strano, no? come affermazione, e che si connette però, diventa meno strana, se pensiamo che si tratta di un artista che appunto ha dovuto supportare questo esame. Il fatto che fosse diventato un artista scomodo in questo senso mi fa pensare, questa appunto è una mia idea che mi segna un po' di tempo, che in realtà non fosse tanto il gruppo di Schulenburg ad aver attratto l'attenzione dell'Inquisizione, quanto proprio quello di Vicenza, cioè del Trento, di Padova, per la spettacolarità, perché lì arriviamo veramente all'apice del virtuosismo. Bertos però fu ricercato dalle famiglie più importanti, come per esempio quella del doge appunto Pisani. Vediamo il ritratto, sono richiamati in mostra i ritratti di alcuni dei suoi più importanti committanti. I Pisani avevano nel loro palazzo veneziano 8 gruppi di Bertos, realizzati sicuramente prima del 1728, anche questi scomparsi. Rimane questa incisione che vediamo, tratta da un volume edito nel 1729, che è dedicato appunto al doge, al vice Pisani, in cui compare la biblioteca del palazzo, con alcune figure allegoriche. E se guardate nell'angolo, a destra, si vede un gruppo appunto di un rapimento, ed è uno dei gruppi di Bertos. È l'unica, ce ne sono 2, io ho fatto questo particolare, anche questi sono scomparsi naturalmente, perché è una caccia non solo all'uomo studiare questo artista, ma anche alle sue opere. Anche lo zar Pietro il Grande acquistò un'opera di Bertos, che si conserva ancora nell'Ermitage che stiamo osservando a destra. Gliela procurò un agente, il suo agente, che era presente a Venezia, dove rimase per un decennio, Sava Ragusinski, che acquistò moltissime sculture da scultori veneti, tant'è che nel giardino d'estate delle collezioni russe troviamo una galleria quasi completa degli scultori veneziani operanti nel primo Settecento, molto più di quanto non troviamo nelle nostre città, a Venezia stessa. L'altro committente è per l'appunto Carlo Emanuele III di Savoia. Bertos ci arriva alla fine della sua carriera, e forse è proprio il legame tra il sovrano e lo Schulenburg che gli procura questo contatto. È chiaro che alla fine della sua vicenda, perché abbiamo detto nel 39 scompare e i contatti con il Savoia cominciano nel 38, è evidente che Bertos voleva trasferirsi. Questo per un cambiamento di gusto che avviene in questo decennio, che è molto importante. Già in quegli anni lì a Venezia la scultura si era incamminata verso il classicismo, e quindi non è strano che Canova poi esca proprio, si formi, respiri quest'aria e diventi il genio del neoclassico. Le opere capricciose, virtuose, virtuosistiche di Bertos diventano probabilmente così libere e decorative, così anche, se vogliamo, complesse dal punto di vista del significato, diventano meno alla moda, si passa a delle sculture che vengono dette sull'antico. Quindi Bertos cerca un mercato più favorevole, ed è il caso di Torino, perché in questo periodo il re andava proprio rinnovando gli arredi e le dimore, diciamo, legate alla sua famiglia. Per il sovrano, il nostro Bertos realizza 2 gruppi in bronzo, anche questi sono detti in un soggetto. Cosa significa? Una fusione unica. I documenti dicono che quest'uomo non solo riusciva a ricavare in un unico blocco di marmo
delle gruppi di figure ricchissimi proprio a livello numerico, ma anche a realizzare in un unico oggetto, con un unico oggetto di metallo fuso, una composizione così complessa. Non meno difficile che non meno difficile, assolutamente, perché bisognava realizzare una lega fluida che consentisse di passare attraverso questi sottilissimi cunicoli, perché naturalmente qui parliamo di una forma in negativo che andava riempita dal metallo liquido, e che però fosse poi resistente, che potesse essere poi perfezionata, cesellata, lavorata. Questi sono invece due gruppi che vengono in marmo, 2 dei 7 gruppi che partono dal dono insieme allo scultore e arrivano a Torino. Uno raffigura, quello a sinistra, l'allegoria dell'America, e l'altro il ratto di Elena. Si datano proprio, arrivano a Torino nel febbraio del 1739, quindi probabilmente la lavorazione tra il 38 e l'inizio del 39. Fare la mostra, abbiamo detto di Bertos, diventa l'ultimo tassello per far sì che l'attribuzione del gruppo, del grande gruppo, la caduta degli angeli ribelli, diventi condivisa. Cioè la mostra vuole accompagnare il visitatore a vedere le opere di Bertos, alcune delle più belle, e a ritrovare quelli che sono gli elementi caratterizzanti queste opere, il loro spirito, nel gruppo finale che appunto chiude l'esposizione. Queste opere vengono ricevute appunto e apprezzate dal re, che ne richiederà poi altre, e la collaborazione di Bertos continuerà fino al 39, quando appunto viene pagato per dei lavori compiuti nella Galleria Reale, che è la grande galleria, e però sparisce, dopodiché non ne sappiamo più nulla. Come fa? Allora, queste opere che cercano di superare quella che è la natura stessa del materiale con cui sono realizzate. Sono marmo, materiale pesante, fragile insieme, e sembrano figure che volano, sono figure in movimento. Che cosa ispira il nostro Bertos? Perché questo è il genere che lui immette, innovativo, che non ha assolutamente paragoni nella scultura coeva europea e che invece gareggia con la pittura, proprio con la pittura. Ed ecco l'idea di far dialogare le nostre sculture in mostra con gli affreschi e con i bozzetti, tra cui anche il vostro per l'appunto, il bellissimo bozzetto di Sebastiano Ricci, che era il modello preparatorio per la volta affrescata nella Sala degli Specchi nel Palazzo di Schönbrunn a Vienna, e che nel XVIII secolo un bozzetto di questo affresco si trovava proprio a Venezia nel XVIII secolo. Ispirò anche Tiepolo, e dove potrebbe averlo visto anche il nostro Bertos, che frequentava Venezia con i suoi committenti. Cosa succede? Perché dico, è un pittore che gareggia con, scusate, è uno scultore che gareggia con la pittura, cerca di rendere quella che è l'illusione di questi soffitti che si aprono, popolati da questi gruppi di figure che volano, volteggiano in pose acrobatiche, attraverso appunto il marmo, il bronzo. E interessante è per esempio secondo me questo accostamento, cioè tra proprio il gruppo della caduta degli angeli ribelli e quella caduta d'altro genere che viene procurata da Ercole, che è il simbolo della virtù insuperabile. Qui in questo bozzetto e nell'affresco noi abbiamo tutte le virtù principesche, quindi anche un racconto che si sviluppa con delle figure allegoriche che seguono un percorso complesso come proprio le opere di Bertos, e la caduta in marmo del nostro scultore. Come ci arriva allora
lavoro a realizzare queste cose. È stato interessante riuscire a capire quali sono stati gli stimoli che Bertos ha colto e che gli hanno consentito in modo geniale di realizzare un prodotto, perché naturalmente è un prodotto così ricercato, degli oggetti così ricercati dai committenti, disposti a spendere delle cifre notevolissime. I Pisani, per esempio, il fratello di Elise Pisani, che poi diventerà doge, si lamenta, ricorda nel suo testamento di aver speso una fortuna per i gruppi di Bertos, quindi raccomanda ai suoi eredi di prestare molta attenzione. Bertos in realtà si colloca in quello che è il cambiamento culturale del momento. A Venezia, in particolare, questo cambiamento è in anticipo rispetto ad altre zone. Perché? Perché il movimento della riforma letteraria che era portato avanti l'Apostolo Zeno in particolare già condiziona quello che è il gusto dei committanti. Quindi per superare le bizzarrie barocche, che sono anche pesanti, che sono macchinose, bisogna rivolgersi ai modelli dell'antichità, al passato, non solo quello antico, remoto, ma anche quello glorioso del Cinquecento, dove ci sono i maestri. Così fanno anche i pittori. Ricci recupera Veronese, così come farà poi anche Tiepolo. Bertos guarda l'antico, e questo che vediamo a sinistra è un gruppo, anche questo in collezione privata, che non siamo riusciti a riportare in mostra perché diciamo l'attuale collezionista non ha concesso il prestito, che riproduce la montagna di marmo famosissima dell'Ercole Farnese, che si trovava, della Toro Farnese, che era la collezione farnese che all'epoca si trovava a Roma. E la riproduzione di Bertos non è così puntuale, già vedete queste figure sono più elastiche, quindi già viene fuori quello che è l'elemento tipico di Bertos, ma è tra le riproduzioni di questa famosissima opera in bronzo tra le più raffinate. L'antico lo ritroviamo anche in alcune figure singole che Bertos realizza, come questa che stiamo vedendo, che è invece in mostra, probabilmente un gladiatore, che viene così concepito sulla falsariga di un'opera altrettanto famosa, cioè l'Ercole Farnese. E questa elaborazione, questo modo di utilizzare l'antico nel moderno, nella scultura moderna, lo ritroviamo in tanti artisti che sono operosi in Veneto. Allo stesso modo abbiamo detto il Cinquecento, anche il manierismo, alcuni oggetti piccoli, siamo a Padova colta, erudita, e i comittanti padovani fanno una sorta di richiesta precisa, Bertos non è l'unico bronzista, di riprendere quelli che erano degli oggetti decorativi, ma anche uso, come saliere, come altri tipi di questi oggetti da scrivania, o piccoli decorativi, cioè oggetti decorativi come queste piramidi di tutti, probabilmente delle allegorie che si trovano in mostra e che hanno appunto già la struttura che poi diventerà tipica, no, del Bertos. E questo tipo di tradizione viene ripresa dal Bertos, perché il gruppo a destra è un'allegoria dell'estate, questa custodita con le altre 3 stagioni nella Galleria Estense di Modena, ma che proviene dalla collezione del Marchesio Bizzi, quindi siamo sempre nell'ambito che ci interessa. L'altra spinta è la tecnica. Padova e Giovanni Bonazza, ne ho parlato prima, era l'artista che aveva realizzato quella base per la famiglia Trento ed è appunto il maestro con cui Bertos collabora. Qui vediamo il San Girolamo Penitente, una scultura devozionale per l'appunto, e la figura allegorica di un fiume, una divinità fluviale, realizzata invece da Francesco Bertos. Vediamo un Bertos diverso, vedete che il corpo è
più muscoloso, è diciamo plasticamente risentito, ma se noi guardiamo i particolari della lavorazione vediamo come il modo di trarre i capelli, di rendere i capelli, la pelle traslucida come fosse appunto avorio, e i capelli invece lasciati con la gradina grezzi, che danno l'idea, no, della differenza materica, siano utilizzati da entrambi, così come anche la resa piuttosto turgida sia delle fisionomie che delle parti dei muscoli. Bertos però è un momento importante, abbiamo detto la sua vicenda parte nel 1709, prima non sappiamo praticamente nulla. Oddio, adesso io un'idea ce l'ho, un filo potrò ancora tirarlo, ma non anticipo perché meglio non esporsi prima di avere delle certezze. Nel 1709 cosa succede? Succede che un certo Agostino Cacialli da Ravenna scrive una lettera di presentazione per Francesco Bertos, un giovane che viene detto vuol fare lo scultore e vuole incontrare Giovan Battista Fuggini, cioè stiamo parlando dello scultore architetto più importante della corte medicea. Tra l'altro in quel periodo era anche il direttore della Galleria dei Lavori, che produceva degli oggetti straordinariamente, bronzetti ma non solo, straordinariamente raffinati, che il Granduca donava all'elite europea. Sicuramente Bertos andrà a Firenze perché questa lettera scritta da Cacialli si trova proprio nell'epistolario di Giovan Battista Fuggini e quindi Francesco Bertos gliel'ha portata. Nella lettera si dice che il giovane scultore vorrebbe andare anche a Roma, non sappiamo se Bertos sia arrivato a Roma, certo che però quelle immagini che abbiamo visto prima, di opere che si trovavano, antiche che si trovavano a Roma, possono farci pensare che può aver prolungato il suo viaggio, ma le opere potevano essere conosciute anche attraverso appunto altre riproduzioni, incisioni che all'epoca erano molto giravano e venivano utilizzate. Questa è la sala dove c'è appunto Firenze, cioè questo momento importante per il Bertos. Come vedete le opere sono messe in queste teche e dialogano sempre con la decorazione. Giovan Battista Fuggini, abbiamo detto, è l'artista più importante di Firenze, ma attorno a lui gira una quantità, un'equipe straordinaria di artisti raffinatissimi. Qui abbiamo due opere, quella di sinistra abbiamo richiamato in mostra, che rappresentano un rapimento, è Plutone appunto, che rapisce Proserpina, e dall'altra parte un disegno che è uno di questi oggetti che venivano poi realizzati nella Galleria dei Lavori e poi donati. Ed è un disegno, come vedete anche qui c'è l'idea, no, dell'evoluzione del gruppo dinamico che si trova alla Galleria degli Uffizi nel gabinetto di disegni e stampe. A Firenze, però, molto importante è il Gran Principe, il busto del Gran Principe, il quale era un collezionista di pittura veneziana e un grande esperto e amante delle cose capricciose e bizzarre. Quindi è tutto un mondo, un gusto che fa sì che il nostro Bertos colga delle, diciamo così, intuizioni che elaborerà poi successivamente. Importante però è l'incontro con Giambologna. Qui vediamo un gruppo che precede quello famosissimo della Loggia dei Lanzi, cioè il rapimento della Sabina, ed è il bellissimo bronzo di Napoli di Capodimonte. E vedete come nel gruppo realizzato poi nel ratto di Elena c'è una sorta di citazione. Se guardate il gruppo centrale appunto è il rapimento, la posizione del rapitore è molto simile, come se appunto ci fosse un ricordo, anzi in realtà Bertos instaura una sorta di dialogo continuo con il Giambologna. Ogni volta che deve pensare a una nuova opera è a Giambologna che si riferisce.
Ce lo dimostra questo confronto, sono tutte opere che si trovano in mostra. Il Mercurio, detto anche Mercurio volante per l'appunto, che è uno dei pezzi più preziosi del Museo Nazionale del Bargello, e il rapimento in realtà è quelle tre figure che ricordano un po' quelle che abbiamo visto in incisione dei Pisani. È un inedito che abbiamo trovato appunto richiamato in mostra appositamente. Raffigura un'allegoria delle stagioni, ovvero delle figure, la figura stesa alla base è per l'appunto l'autunno, mentre la figura femminile che viene sostenuta dal personaggio col tridente è l'estate, e il personaggio col tridente invece, che è identificabile con Nettuno per l'appunto, invece raffigura l'elemento dell'acqua, così come è richiamato anche l'elemento del fuoco. Quindi questa allegoria composta da tre figure in realtà è un gioco complesso e una sorta di divertissement che i collezionisti e anche chi vedeva le opere all'epoca utilizzavano proprio come una sorta di gioco intellettuale. Vedete come le figure si slanciano come nel Mercurio. Questo è l'inizio di Bertos, uno di quelli che sono considerati i primi suoi gruppi, fatto per i Manin, la famiglia friulana dei Manin che diventa Patrizia Veneta e che lancia la moda della raccolta, diciamo così, della collezione della scultura moderna nel loro bellissimo palazzo di Rialto, che era la sede della Banca d'Italia, Palazzo Dolfin. Ricavano una galleria di sculture moderne e a Bertos, quasi subito nel 1715, cominciano a commissionargli dei gruppi. Questo è identificato come uno dei primi gruppi e vedete come, pur essendo complesso e composto da più figure, abbiamo due vedute principali, no? È abbastanza semplice vedere come lo scultore abbia pensato una veduta frontale, laterale e poi posteriore. Mentre verso la fine del suo genere, diciamo così, nella realizzazione compiuta di questo genere, l'opera diventa, potremmo dire, un'opera cinetica, però siamo noi che ci muoviamo intorno. Cioè, per poterla cogliere, lo scultore, cogliere in quelle che sono le azioni dei personaggi e poter vedere ogni particolare, ci spinge a girare intorno. Non è a caso i gruppi di Bertos venivano chiamati trionfi, poi i trionfi erano quelle composizioni a tema che venivano realizzate per le cene durante le feste più importanti, nel Rinascimento in particolare, con anche sostanze alimentari, il zucchero, e non a caso vengono chiamati trionfi anche quelli di Bertos, perché venivano posizionati probabilmente come anche la caduta degli angeli ribelli, in modo che si potesse osservare tutta la scultura. E anche nei particolari, perché la tecnica di Bertos riesce, come abbiamo detto prima, a scolpire, usa lo scalpello come pennello, cioè rende le varie materie. Guardate la consistenza della carne del puttino riverso nell'immagine qui a destra. E con degli strumenti sottilissimi che vengono effettivamente realizzati. È una scultura quasi di vuoto, no? quella di Bertos. Ed ecco che lo stesso vuoto che ci attrae lo troviamo in questa immagine della caduta degli angeli ribelli che riprende dall'alto la base. Vedete come lo scultore arriva a definire, così come accade anche negli altri gruppi, nei minimi particolari, le parti più interne della scultura. E l'altra cosa che vorrei farvi notare è l'intelligenza nella costruzione di questa opera, perché il marmo, abbiamo detto, è fragilissimo e l'opera, così piena di trafori, deve essere solidale. Per essere solidale derivano
creati, pensate alle mani ad esempio delle sculture antiche, le dita venivano legate dei piccoli, diciamo così, parallelepipedi di marmo che non venivano completamente tolti per far sì di rafforzare le parti che erano più sottili. In questa scultura Bertos realizza i ponticelli, si chiamano questi rinforzi, li mimetizza e diventano braccia, diventano gambe, diventano serpenti. Esiste nel gruppo un solo ponticello che è rimasto proprio come un piccolo parallelepipedo che unisce due braccia di due demoni, ed è il gioco che mi piace fare quando mostro l'opera. Chi riesce a trovarlo, sono pochi quelli che riescono a vederlo in mezzo a questo intrigo di gambe, di braccia e di corpi che assumono tutte le posizioni possibili della caduta. E un'altra sala della mostra che presenta altre 4 opere inedite, curiosa, perché sono dei piccoli bronzetti modellati molto velocemente, abbozzati e fusi però, quindi sono opere che sono state gettate, modellate prima in terracotta velocemente, bozzetti per l'appunto, ma però poi resi perenni, diciamo così, fusi nel bronzo. Perché? Perché sono una sorta, diciamo così, di repertorio che rimaneva nella bottega. È un'indicazione preziosissima che ci viene su quello che era il funzionamento della bottega di Bertos. Queste piccole composizioni, che sono tutte, diciamo così, architettate attorno a un quadrupede rampante, che ogni quadrupede peraltro ha un significato diverso. Il significato di queste allegorie, 4 allegorie diverse, non mi è ancora del tutto chiaro. Il linguaggio di Bertos è abbastanza criptico, ma ci sto lavorando, piano piano mi avvicino. Erano opere che servivano sia agli aiutanti per poter capire, no, com'era la composizione, sia opere da mostrare ai committenti per scegliere quando magari l'idea non era così precisa come quella che aveva Marcantonio Trento, ed erano opere che in qualsiasi caso, proprio per essere bozzetti, potevano avere un mercato anche dedicato, perché in questo momento il bozzetto d'atelier comincia a diventare un'opera in realtà fin dal 600, ma comunque diciamo nel 600 erano pochi, nel 700 molto di più, oggetti di collezione, perché il fuoco dell'ispirazione si trova appunto nel bozzetto, come nel vostro bozzetto di Sebastiano Ricci, che dice l'originale è quello piccolo, lo dice lui. E poi questa invece è un'opera che io ho voluto in mostra perché è una porcellana della manifattura Antoni Brun, proviene dal museo a Napoli, il Museo Nazionale della Ceramica Luca di Martina, ed era un'opera che io volevo perché dopo la scomparsa di Bertos prende il sopravvento il classicismo, si forma Canova, e le nostre bizzarre composizioni ritornano solo sotto forma di porcellane. Non è un caso, abbiamo detto trionfi, no? Prima. E infatti nei serviti troveremo in questo periodo, tra la fine del Settecento e per tutto l'Ottocento, delle composizioni scultoree. Questa mi ha attratto perché da un punto di vista concettuale mi ricordava tantissimo Bertos, ma quando l'abbiamo chiamata ancora non sapevamo che c'era proprio l'opera di Bertos e che abbiamo trovato alla fine, talmente alla fine che non sono riuscita a chiederla in prestito. Si trova in Inghilterra. Quella che vediamo è solo una parte che è rimasta, la parte centrale. Riconosciamo però il corpo di Giove, l'aquila senza testa e soprattutto quella figura capovolta che viene artigliata dall'aquila stessa. E questa opera si trova in collezione di Todd Longstaff Dorn e Tim Knox, che gentilmente ci hanno fornito, appena avvertiti, almeno l'immagine dell'opera. Quindi la grandissima soddisfazione è
era riuscire ad aver intuito prima che quest'opera, che questo Bertos aveva influenzato i ceramisti veneti molto più di quanto non si pensasse. Esistono delle copie precise, una in particolare che si conosce, però viene attribuita a un altro ceramista, e sembrerebbe in realtà che non sia coinvolto così come tradizionalmente si pensa, mentre invece questa è attribuita a Domenico Bosello, che è apre a nome la manifattura, però si forma a Venezia, nella manifattura di Geminiano Corsi. Siamo nel secondo Settecento. Nel secondo Settecento a Venezia arriva quello che sarà il modellatore del re di Napoli, delle manifatture reali di Napoli, ovvero Filippo Tagliolini, che è un artista neoclassico, uno scultore, un modellatore in particolare, che dirigerà una delle più importanti manifatture europee. E è presente a Venezia insieme con Domenico Bosello dentro alla manifattura Antoni Bon, e poi lui appunto rimane a Venezia per parecchio tempo, è amico di Mengardi, che è come sapete a sua volta legato al Canova, conosce bene Padova e sicuramente conosce anche l'opera che è il fulcro, diciamo così, il colpo d'occhio finale, il crescendo della mostra, la caduta degli angeli ribelli. Noi sappiamo che Canova sicuramente l'aveva vista, ce lo racconta Cicognara, e che era ammirato dalla tecnica. Naturalmente Cicognara, che era un estremo difensore del neoclassico, non può dire che anche lui era ammirato per lo stesso motivo, ma la tecnica dà una spiegazione molto interessante per giustificare quella che era la sua fascinazione personale, ovvero che Canova riusciva a distinguere con il suo occhio sublime quella che era il virtuosismo tecnico che egli ammirava e utilizzava, perché l'opera di Canova è di un estremo virtuosismo dal punto di vista proprio della tecnica, e da quello che era il gusto scorretto, ovvero questa mancanza, diciamo così, della forma pura e ideale che porta al sublime. Tagliolini, secondo me, era un'opera che volevamo portare anche questa in mostra per chiudere, non è stata concessa perché era andata a Parigi al Louvre ed è tornata un po', diciamo, sofferente, per cui hanno deciso di non spostarla più, e raffigura la caduta dei giganti. È ciò che rimane di un servigio fatto per Ferdinando IV, che a un certo punto, siamo nel 1787, decide di continuare, di chiudere la produzione di questo servigio. Stiamo parlando di centinaia di pezzi di porcellana, e di continuare solo questo gruppo. E la cosa interessante è che oltre ad aver avuto l'opportunità di vedere la caduta degli angeli ribelli, Tagliolini ripete anche quelle che sono le posizioni di alcune figure, quindi non solo richiama statue classiche, ma anche figure che si trovano nel gruppo della caduta di Bertos. E il fatto che si continui questo gruppo porta quello che doveva essere il punto forte del servito a diventare molto simile nella natura al gruppo di Bertos, cioè un'opera da collezione che doveva stupire i visitatori e doveva distinguere il committente che l'aveva voluta. Spero di avervi invogliato a vedere le mostre. È stato davvero interessante e anche curioso, e una scoperta per me, perché certo La caduta degli angeli ribelli è un'opera ormai divenuta celebre,
però tutta la produzione invece di Bertos mi era pressoché ignota. E allora ho una domanda. Abbiamo visto ad esempio un'opera firmata in cui dice per grazia di Dio, dicevamo, no, fa riferimento alle vicende sfortunate che probabilmente sì, sembrerebbe. Potrebbe. Quindi quella è firmata, ma altre opere che meno immediatamente uno ricondurrebbe all'autore sono firmate, come siamo arrivati per esempio alle figure singole? Allora, le ricerche hanno fatto sì che questo virtuoso, che esisteva solo per questi gruppi, fondamentalmente i documenti ci parlano sostanzialmente di questi gruppi, abbia avuto una produzione scultorea molto più ampia, abbia sperimentato la scultura in tutte le sue dimensioni. Una scoperta importante è stata una figura da giardino che è comparsa firmata, che è comparsa nel mercato antiquario, una flora, ma probabilmente sempre con questo doppio senso, flora e aria insieme, quindi elemento e stagione. E poi la scoperta che la villa nazionale Pisani, cioè la bellissima villa per l'appunto della famiglia Pisani, ha tutta la decorazione esterna, quindi le figure che noi vediamo che decorano l'edificio, il coronamento, di Francesco Bertos per l'appunto. Quindi una produzione di scultura singola di alta qualità, anche se le dimensioni sono maggiori, che ci hanno consentito di condurre anche delle analisi stilistiche diverse, perché naturalmente l'occhio in questi gruppi viene sviato, per cui riuscire a comprendere una dimensione, anche l'Alfeo per esempio, è stato frutto appunto di questa crescita da parte della critica di quella che era la capacità di lettura dello stile dell'artista, che è fatto di tante cose, che è fatto appunto in momenti diversi, perché è uno sviluppo, che è lo sviluppo della figura, che diventa sempre più elastica e allungata, e anche della tecnica. Ci sono degli elementi che sono le cosiddette cifre morelliane, no? Noi le chiamiamo, cioè sono praticamente degli elementi che qualsiasi artista, pittore o scultore, dettagli minimi, realizza quasi in modo meccanico, quindi senza porre un'attenzione, e che quindi riproduce quasi come la firma, cioè diventano un qualche cosa di veramente personale, e si chiamano cifre morelliane perché Storelli per l'appunto che ci ha indicato questa strada di indagine. Quindi è stata una crescita che io credo continuerà. Per esempio in occasione di questa mostra mi è capitato di indagare il versante, lo mostro così perché non ho l'immagine, questa figura di Angelo, il versante ravennante, perché questa lettera parte da Ravenna. A Ravenna abbiamo un Girolamo Bertos che si è scoperto, cioè documenti mi hanno detto, ho trovati, mi hanno detto era lo zio. Io quest'opera l'avevo avvicinata allo stile di Bertos, quindi avevo detto di aver collaborato con Girolamo Bertos, i documenti poi hanno detto che era Francesco Bertos. Quindi siamo cresciuti adesso e forse riusciremo a comprenderlo. Lui è un artista sfuggente anche per questo, perché è complesso, molto sfaccettato nella sua produzione e anche in quelle che sono i suoi temi, insomma, i soggetti che sperimenta. Per cui è una vicenda su cui non continua. Ci aspettano nuovi studi. Bene, no. Sì. Ecco, spero di vedervi in scienza anche perché la sede, come avete visto, è un palazzo che forse conoscete. Merita. È una specie di casa della scultura di per sé. Grazie a voi. Grazie a voi.